dando il benvenuto al nostro relatore, il professore Alessandro Catunar, che per la seconda volta ritorna a Bassano. L'ultima volta era stato qui nel 2018. Lo ringraziamo anche perché ha fatto un viaggio, insomma, piuttosto lungo, arriva da Gorizia e è arrivato e anche se ne parte subito dopo la conferenza, quindi lo ringraziamo doppiamente per la disponibilità. Beh, no, sulla fiducia no. Vuole meritarselo l'applauso alla fine. Prima di presentare il nostro relatore, vi ricordo che questa settimana abbiamo un secondo incontro di Venerdì Storia, venerdì 17 alle ore 17:30, qui in Sala Chilesotti, e ci sarà la storica veneziana Renata Segre, che parlerà di un lavoro poderoso che ha fatto, 30 anni di ricerche negli archivi veneziani, per ricostruire la storia degli ebrei sotto i Dogi, il preludio al ghetto di Venezia. Quindi un arco temporale piuttosto ampio, ma sarà interessante ascoltare questa ricostruzione che verrà fatta dalla storica appunto Renata Segre insieme al professor Corrado Pin che la affiancherà. Poi il tema che affronteremo oggi verrà anche affrontato nuovamente con uno sguardo rivolto alla contemporaneità, alla seconda parte del Novecento e ai giorni nostri, dal professore Egidio Ivetic, che sarà qui con noi venerdì 24 e parlerà di Est-Ovest, il confine dentro l'Europa, tema quanto mai attuale e che frutto anche questo, gli studi che il professor Ivetic ha condotto sono sfociati poi in un libro pubblicato recentemente che tratta proprio questo argomento. Poi la rassegna l'avete e sapete che prosegue fino alla fine di marzo. Allora, il nostro relatore Alessandro Catunar, goriziano, si è laureato a Bologna in discipline delle arti, della musica e dello spettacolo e poi ha fatto un dottorato di ricerca in storia contemporanea all'Università di Firenze. Ha collaborato con l'Università degli Studi di Padova, si è specializzato presso il Memorial della Shoah di Parigi e si occupa da parecchi anni di Public History con l'associazione 4704, un'associazione di Gorizia di cui eventualmente poi ci dirà qualcosa. Collabora con l'Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione di Trieste e l'Istituto Friulano per la storia del movimento di liberazione. Ha scritto e pubblicato parecchi saggi e varie cose che potete trovare nel sito anche dell'associazione e attualmente è anche docente di storia nei licei. Quindi di nuovo lo ringrazio e lascio la parola. Grazie mille, grazie per l'ospitalità. È un piacere vedere le sale piene quando si parla di storia. Davvero complimenti, ho visto, seguo insomma i venerdì storia un po' a distanza, è veramente bello vedere le sale piene. Nel 2018, quando sono stato invitato la prima volta, avevo avuto modo di raccontare, di affrontare la complessa vicenda del confine orientale, perché questo chiede anche il giorno del ricordo e la legge che istituisce il giorno del ricordo. Ok. Da un punto di vista un po' più ampio, cioè avevo provato a fare una storia lunga a partire dall'inizio del secolo fino alla metà del Novecento. Avevo provato a raccontare attraverso lo sguardo dei testimoni come si è arrivati a definire quel confine che divide Italia e Jugoslavia nel 1947. Questa sera mi focalizzerò invece su un periodo di tempo molto, molto breve, 2 anni fra il 1945 e il 1947. Sono 2 anni veramente intensi che ci fanno, credo, spero, capire molte cose di cosa vuol dire vivere in un'area di confine nel momento in cui quell'area viene divisa, viene attraversata dal nuovo confine. Un periodo di scontri, di lotte, ma anche di grandi attese, grandi aspettative. Vorrei con voi provare ad esplorare un po' l'immaginario delle persone in questo periodo complesso e dall'altra parte la propaganda, come si è fatta competizione politica attraverso le parole, attraverso le narrazioni. Però parto, per chi mi ha seguito nel 2018 sarà una ripetizione, però credo che sia necessario partire dal 1° maggio 1945. Il 1° maggio del 1945
Per qualcuno a Gorizia è il giorno della liberazione, per altri no. È un giorno sicuramente particolare. Quando io ho avuto modo di intervistare moltissimi testimoni, circa 150 negli ultimi anni, e ho chiesto sempre ai testimoni di raccontarmi cosa è successo il 1° maggio e ogni testimone mi dà un racconto diverso di cosa è successo quel giorno. Alcuni testimoni mi dicono questa è la situazione, scusate, fra il 30 aprile e il 1° maggio del 1945. Gorizia si trova sostanzialmente al centro di un'area, di una zona cuscinetto, si chiama Zona d'Operazioni Litorale Adriatico, direttamente sotto il controllo nazista. Sono gli ultimi giorni di guerra, gli anglo-americani stanno risalendo lo stivale, hanno risalito lo stivale, stanno liberando e hanno liberato buona parte del territorio, hanno liberato Udine il 30 aprile e si stanno dirigendo verso Gorizia e Trieste. Dall'altra parte l'esercito partigiano di Tito sta risalendo la Jugoslavia e sta puntando da est verso Gorizia e Trieste. E il 1° maggio è il giorno decisivo. Bisogna capire chi arriverà per primo a Gorizia, a Trieste, e chi libererà la città. E i testimoni mi raccontano tutte cose diverse. Alcuni testimoni mi dicono: i primi ad arrivare a Gorizia sono stati gli inglesi. Me li ricordo gli inglesi, me li ricordo molto bene gli inglesi. Avevano le loro divise a cacchi, tutte belle stirate, perfette. Si vede che non avevano combattuto un giorno ultimamente. Tutti belli sono arrivati a Gorizia il 1° maggio. Qualcun altro mi dice: mi ricordo il 1° maggio. Il 1° maggio sono arrivati gli americani, me li ricordo sulle camionette, sui cingolati, distribuivano cioccolata, sigarette, scatolette, me li ricordo bene gli americani. È stata grande festa il 1° maggio. Qualcun altro ancora mi dice: me lo ricordo il 1° maggio, certo che me lo ricordo. I primi ad arrivare sono stati i partigiani jugoslavi di Tito. Sono arrivati con le divise logore, sporche, avevano combattuto duramente in quei giorni per arrivare a Gorizia. Qualcun altro ancora mi dice: certo che mi ricordo il 1° maggio, i primi ad arrivare sono stati i neozelandesi. Io 20 anni fa, da studentello un po' ignorante, dico: neozelandesi? Sul serio? Truppe coloniali inglesi sono arrivate a Gorizia il 1° maggio, mi dicono. Cerco di approfondire un po', leggo, parlo. Effettivamente i primi ad arrivare a Gorizia sono stati i neozelandesi. 1° maggio 1945, Neozelanzi-Ugorizi, una fotografia di un archivio sloveno. Quella che vedete è la chiesa di Sant'Ignazio, dietro c'è la piazza principale della città, e i neozelandesi sono arrivati effettivamente il 1° maggio, non prendono il controllo della città perché non sono in numero sufficiente, preferiscono aspettare. Inglesi e americani stanno arrivando, sono lì, è questione di poche ore, meglio aspettare. Soltanto che poche ore dopo ad arrivare a Gorizia sono effettivamente i partigiani jugoslavi. Hanno le divise sporche, le scarpe logore, hanno letteralmente corso per arrivare a Gorizia e Trieste. Hanno lasciato da parte Zagabria, che verrà liberata successivamente, per arrivare a Gorizia e Trieste, perché vedremo una questione fondamentale: arrivare prima. Arrivano a Gorizia, sfilano lungo il corso, questo è il corso principale della città, oggi si chiama Corso Verdi, e una parte rilevante della popolazione goriziana sfila insieme ai partigiani, si mescola ai partigiani, festeggia il giorno della liberazione. Altrettanti goriziani, forse anche di più, sono nascosti, sono chiusi nelle case. Vedete il primo piano, per esempio, tutti gli scuri chiusi. È strano quel giorno, dovrebbero essere tutti affacciati alle finestre a vedere che cosa succede a festeggiare. Tanti invece hanno paura, sono chiusi in casa perché ritengono che quello non sia il giorno della liberazione, ma sia il giorno di una nuova occupazione militare straniera. La popolazione di Gorizia, che è una popolazione mista, 5 anni fa avevo parlato proprio di questo, è una popolazione mista che mescola tante identità, quella italiana, quella slovena, quella tedesca, quella friulana. In quei giorni è spaccata, è divisa fra chi ritiene che l'arrivo dei partigiani di Tito, che cacceranno i nazisti, sia la liberazione, e chi invece pensa sia una nuova occupazione. Poche ore dopo, i partigiani di Tito si trovano in piazza Vittoria, che è la piazza centrale, e dichiarano l'annessione di Gorizia alla Jugoslavia.
1° maggio 1945, Gorizia annessa la Jugoslavia, Trieste anche, succede più o meno la stessa cosa a Trieste. Poche ore dopo arrivano gli americani con le camionette cingolati, carri armati, distribuiscono cioccolata, sigarette, scatolette, ma sono arrivati tardi. Sono arrivate con alcune ore di ritardo e quelle ore sono essenziali. Effettivamente hanno perso la corsa per Gorizia e Trieste, gli anglo-americani. La situazione è estremamente delicata dopo quel 1° maggio 1945. E questo è il periodo delle cosiddette foibe del 45, è il periodo in cui a Gorizia i partigiani jugoslavi, che hanno appena preso il controllo della città, fanno tutto il possibile per consolidare il loro controllo. Consolidare il controllo vuol dire eliminare le opposizioni preventivamente. Si tratta di persecuzioni per lo più politiche, per lo più tese ad eliminare ogni possibile opposizione all'annessione di Gorizia e Trieste alla Jugoslavia. Vuol dire che vengono individuati, per quanto riguarda Gorizia, sto parlando, più di 1000 persone che possono rappresentare un problema. Si tratta sicuramente, fra questi, di ex fascisti, ex collaborazionisti, ma anche tanti antifascisti, tante persone che hanno lottato con i partigiani contro i nazisti, ma che al contempo sono anche anticomunisti. L'esercito partigiano di Tito va a individuare molte persone che possono rappresentare un problema da un punto di vista politico, le arrestano, le deportano, alcune vengono liberate dopo degli accertamenti, alcune non torneranno più, alcune verranno uccise nell'arco di pochi giorni. Sono giorni veramente frenetici. Non è il tema di questa serata, potremmo parlarne per tutta la sera. Questo periodo dura 42 giorni, tempo molto breve. In questi 42 giorni la città è schizofrenica. Da un lato i goriziani denunciano i propri concittadini, ci sono tanti goriziani che denunciano il vicino di casa accusandolo di essere collaborazionista dei fascisti, accusandolo di essere reazionario, magari non aveva fatto niente, magari aveva solo la tessera del pane, come buona parte degli italiani e dei goriziani dell'epoca. E quindi molte persone che non avevano nulla a che fare con quelle vicende, che non erano neanche particolarmente schierate politicamente, vengono deportate. Altrettanto vero, e lo si viene a sapere dai racconti di tanti testimoni, i goriziani testimoniano a favore dei propri concittadini. Quindi ci sono tanti goriziani che vanno presso il comando jugoslavo e vanno a dire: quello è il mio vicino di casa, lo conosco bene, è solo tessera del pane, non ha fatto male a nessuno, non è un problema, liberatelo. Fatto sta che è una città davvero divisa nella visione del passato e divisa nelle prospettive verso il futuro. Una parte della città vuole che Gorizia sia annessa all'Italia, una parte rilevante della città, composta da persone di sentimento nazionale italiano o di sentimento politico anticomunista, non sempre le due cose coincidono, vorrebbero che Gorizia venisse annessa alla Jugoslavia. Altrettanto a Gorizia ci sono molte persone che o per sentimento nazionale jugoslavo o per sentimento politico comunista, e le due cose non per forza vanno insieme, vorrebbero che Gorizia rimanesse annessa alla Jugoslavia. Inizia qui un periodo davvero interessante per chi studia queste vicende, perché in questo periodo le dinamiche dell'identità nazionale, dei sentimenti nazionali, cosa ci si sente da un punto di vista della cultura, della lingua, della tradizione, e ciò che ci si sente da un punto di vista politico, spesso non vanno insieme, spesso confliggono, portano la città ad auspicare destini diversi. In quel periodo è tutto possibile, perché dopo i 42 giorni in cui Gorizia rimane annessa alla Jugoslavia, gli anglo-americani riescono a mettere in moto le diplomazie, riescono a convincere gli jugoslavi a rimandare la decisione sul destino di queste terre ai trattati di pace. Anglo-americani e jugoslavi si mettono d'accordo che il destino di Gorizia e Trieste non può essere sancito da una presa del potere con la forza, ma deve essere sancita a Parigi, dove
si svolgeranno nei mesi successivi tutti i trattati di pace post Seconda Guerra Mondiale. E quindi si apre un periodo di interregno, un periodo di sospensione, in cui si sa che il destino di Gorizia e di Trieste saranno decisi a 1300 km di distanza a Parigi. E nel frattempo, che si fa nel frattempo? È una situazione piuttosto particolare, ma nel frattempo, nell'area dell'attuale Venezia Giulia, diciamo, si instaura un governo provvisorio retto dagli anglo-americani, governo militare alleato, GMA. 12 giugno del 45, quindi 42 giorni dopo quel 1° maggio del 45, durerà fino al 16 settembre del 47. La situazione è questa: il governo militare alleato avrà competenza sulla zona A, si chiama proprio così, zona A, ed è il territorio, come vedete, della Venezia Giulia e parte dell'Istria. La zona B, che è anche zona contesa, sarà in mano a un governo militare jugoslavo. Entrambe queste zone, gialla e verde, sono contese. L'Italia dice tutto deve essere nostro, la Jugoslavia dice tutto deve essere nostro. Entrambi hanno le loro ragioni per dirlo. E oggi proveremo ad esplorare insieme quali sono queste ragioni per cui riescono ad affermare entrambi questa cosa. Entrambi rivendicano tutti questi due territori. Intanto c'è una linea di confine temporanea che si chiama linea Morgan, che divide il governo militare alleato dal governo militare jugoslavo. Tanto per capirci, in questi anni poi in Italia succederanno un po' di cose. Si forma un'assemblea costituente, si approva una Costituzione, Gorizia e Trieste rimangono fuori da tutto questo perché sospesi lì. Gli anglo-americani prendono il controllo del territorio, si fanno vedere, anche simbolicamente la presenza anglo-americana si fa sentire, si presentano come, da un lato, i ricostruttori, coloro che avviano la ricostruzione post Seconda Guerra Mondiale, dall'altro si presentano come arbitri di quella che è la contesa nazionale. Gli anglo-americani sanno bene che la città è contesa. Gli anglo-americani sanno anche abbastanza bene la composizione della popolazione. Il centro urbano è a maggioranza italiano, il contado è a maggioranza sloveno. È chiaro che queste due aree sono strettamente connesse fra di loro, città e contado, ed entrambe ritengono di avere diritto sull'altro. I cittadini ritengono che la città deve dominare sul contado. Chi abita nel contado ritiene che la città dipenda dal contado, e quindi entrambi rivendicano l'appartenenza nazionale. Le lotte che si sviluppano in quegli anni sono estremamente interessanti perché sono molto sentite, molto partecipate. La popolazione di Gorizia sa che c'è qualcuno a 1300 km di distanza che sta discutendo del proprio destino e non vuole essere esclusa, vuole dire la propria. Capisce che è importante esserci sul territorio, farsi vedere, farsi sentire, e lo si fa scendendo per le strade, andando nelle piazze, manifestando. In questo periodo, a partire proprio da quel 1° maggio, iniziano... Ma quando c'erano le manifestazioni il sabato? Adesso ve lo faccio partire. Iniziano manifestazioni molto molto frequenti, soprattutto da parte di chi è a favore della Jugoslavia. Io parlerò di fronte filo italiano e fronte filo jugoslavo. Non parlerò di italiani e sloveni. Perché? Perché a favore dell'annessione di Gorizia all'Italia ci sono anche sloveni anticomunisti. A favore dell'annessione di Gorizia alla Jugoslavia ci sono anche molti italiani comunisti. Non tutti gli italiani comunisti. Una parte degli italiani comunisti preferisce l'annessione all'Italia, ma una parte degli italiani comunisti vorrebbe l'annessione alla Jugoslavia. È complesso. Quindi parliamo di due fronti, uno filo jugoslavo, cioè di annessione a Gorizia alla Jugoslavia, e uno filo italiano. Vi faccio sentire 3 spezzoni brevi di testimoni con cui ho parlato che mi raccontano di quelle manifestazioni. Ma quando c'erano le manifestazioni il sabato, il venerdì o il giorno che c'era, facevi in modo di essere sempre presente alle manifestazioni, quando venivano le delegazioni americane, russe, inglesi in Piazza Vittoria, lì ci si radunava e
con manifesti, con cartelloni, con tutto, che noi vogliamo la Jugoslavia, noi vogliamo Tito, no? Perché il nostro ideale era Tito. Nelle manifestazioni che c'erano tanti giovani, no, non tutti di Gorizia, c'era tutto il circondario, no? E tutti si lottava per poter dire che anche Gorizia venga sotto la Jugoslavia, però poi ha fatto quello che hanno fatto, no? Ma smo imeli tiste demonstracije, ne, ki smo rekli, da je Gorica naša je pravica, ne, in to so bile tiste povorke. Italijani so vse polk ne zapirali, ne, tako da to je bilo vse zaprto. In pole so bile demonstracije, so špricali se z vodo, da so razganjali te ljudi in razno je bilo. E una volta in Piazza Vittoria si sono trovati un sacco di slavi sentati per terra in piazza, proprio in piazza. E noi ci eravamo messi il tricolore qua e giravamo in giro a loro perché volevano Gorizia slava, no? E noi no, non volevamo Gorizia slava, era italiana sempre e boh. Qua al Parco della Rimembranza ci siamo dati proprio le botte. C'era davanti una donna che sembrava veramente una strega. E io mi ricordo di aver schiacciato un piede con questo zoccolo, che devo avergli fatto un male del diavolo a questa tipa che andava a botte. E gli ho detto, quindi finiscila, ma l'ho finita presto perché gli faceva male il piede, senz'altro. E eravamo lì un gruppetto abbastanza volenteroso dell'Lignar. Abbastanza volenteroso di menare le mani, ok? Vi dico, sono state settimane, mesi di grandissima mobilitazione. Tutti i testimoni filo italiani, filo jugoslavi ricordano la mobilitazione di quei giorni, ricordano la passione e l'ansia con cui si viveva in quei giorni. Per fortuna ci è arrivata molta documentazione fotografica su quei mesi e i primi mesi di mobilitazione, quindi diciamo dall'estate del 45 all'inverno di quell'anno, sono soprattutto i filo jugoslavi che riescono a mobilitarsi in massa e molto frequentemente. Le manifestazioni sono veramente molto frequenti. Vilma Braini, la signora che avete visto la prima, dice tutti i weekend, le sere, insomma, quando eravamo liberi, soprattutto noi giovani, tante donne, tante ragazze, andavamo in piazza a manifestare, portavamo fuori le bandiere, preparavamo i cartelli, gli striscioni, preparavamo i canti. La seconda signora che avete sentito, Gorizia, Trieste, Fiume, la nostra è giustizia, insomma tutta una serie di slogan, e attraversano la città, da Piazza Vittoria che vedete sul fondo, per le vie del centro. A sventolare sono bandiere jugoslave con la stella rossa, bandiere jugoslave col simbolo partigiano. A sventolare nei luoghi più simbolici della città ci sono queste bandiere. Sui muri inizia una guerra di graffiti, diremmo oggi. Vediamo se ho la foto, ecco qui. Sui muri delle case e così via compaiono un sacco di scritte, sia filo italiane sia filo jugoslave. Tukaj smo Slovenci, qui siamo sloveni, Hoćemo Jugoslavia, vogliamo la Jugoslavia, Živio Tito, viva Tito e così via. Come avete sentito, la prima testimone parla italiano, però è di nazionalità slovena, lei è di sentimento sloveno. Vilma era di una famiglia slovena di Gorizia, in famiglia parlavano entrambe le lingue, preferivano lo sloveno, si sentivano nazionalmente sloveni ma goriziani. Sotto il fascismo Vilma è obbligata, come tutti gli sloveni di Gorizia, ad abbandonare la lingua, viene vietato l'uso della lingua, a cambiare il cognome. La comunità slovena viene perseguitata dal fascismo. Vilma decide di collaborare con la resistenza proprio per questo,
Vilma ha 14 anni, quando inizia a collaborare con la Resistenza, lo fa a seguito del tentativo di cancellare l'identità slovena. Lo ricorda bene, io mi sono sentita privata di qualcosa e questo mi ha portato a combattere contro il fascismo. Verrà deportata in campo di concentramento a Ravensbrück, quando ritorna va in piazza. C'è la speranza che Gorizia finalmente, dal suo punto di vista, finalmente venga annessa alla Jugoslavia dopo tanti anni di lotta. Questo è il sentimento di una parte della città, non irrilevante da un punto di vista numerico. Dall'altra parte della città c'è il desiderio di essere annessi all'Italia. Altrettante scritte, adesso non ho qui le fotografie, ma compaiono su altri muri. Qui è Italia, viva l'Italia, viva Verdi e così via. Si tratta per lo più di manifestazioni pacifiche, slogan, qualche piccolo dispetto come quello che ci ha raccontato l'ultima testimone. Altre volte invece il clima diventa decisamente più acceso. Innanzitutto c'è una guerra di bandiere, una lotta fra bandiere, sono tutti che issano bandiere alle finestre, bandiere sui pennoni, si organizzano la sera spedizioni per andare a tirare giù le bandiere degli altri. È una lotta anche simbolica, è sicuramente importante, non è solo colore, non è solo qualcosa che oggi fa sorridere, perché soprattutto dal punto di vista di chi è a favore della Jugoslavia, si viene da 20 anni in cui ogni espressione pubblica dell'identità slovena è stata cancellata. E quindi la popolazione slovena si sente di partire in svantaggio, perché dice se arriva una commissione qui a vedere se questo territorio è italiano o è slavo, qui tutto parla italiano, tutto sembra italiano, ma perché veniamo da 20 anni di fascismo in cui l'identità slovena è stata cancellata e quindi c'è una necessità da parte della popolazione slovena di riaffermare anche attraverso i simboli, le scritte, i colori, quella componente. Dall'altra parte, con un po' di ritardo, ma anche la componente fila italiana inizia a mobilitarsi. Lo farà meno frequentemente, ma con manifestazioni molto molto partecipate. E anche la scelta dei luoghi non è indifferente. Sulla sinistra qui vedete Piazza Vittoria, la piazza centrale è sempre quella, ed è la piazza dove far sventolare la bandiera jugoslavia per affermare che la città è jugoslava. Dall'altra parte gli italiani scelgono spesso come sede delle proprie manifestazioni il Parco della Rimembranza, è un parco che era stato costruito a fine Ottocento, poi il fascismo ci aveva costruito un tempietto in onore dei volontari italiani caduti nella Prima Guerra Mondiale, un tempietto che era stato distrutto nel 1944 dai collaborazionisti nazisti, collaborazionisti sloveni dei nazisti, ed era rimasto questo rudere, c'è ancora questo rudere a Gorizia. Quindi hanno deciso di lasciare il tempietto distrutto e quello diventa simbolo di un'italianità in pericolo. Viene interpretato in questo modo. Come vedete la partecipazione alle manifestazioni italiane è molto molto ingente, anche se più sporadica. E poi ci sono veri e propri tafferugli. Ad esempio, questo è un altro luogo simbolico, ne avevo parlato nel 2018, nasce a inizio secolo come Trgovski Dom, Casa del Commercio. È la sede delle associazioni culturali politiche della comunità slovena. La comunità slovena di Gorizia dà l'incarico alla più grande archistar dell'epoca, che si chiama Max Fabiani, in area mitteleuropea, è un architetto urbanista che lavora fra Lubiana, Vienna, Trieste, Gorizia, e gli viene dato l'incarico di costruire il più moderno palazzo della città a inizio secolo. Lo stesso incarico gli viene dato a Trieste costruisce il Narodni Dom, a Gorizia il Trgovski Dom, Casa del Commercio, piano terra c'era un centro commerciale sloveno, dentro sede di associazioni politiche, redazione di giornali, c'era un teatro, simbolo della comunità slovena a Gorizia. Sotto il fascismo cosa succede? Che il fascismo deve cancellare questo simbolo, assalta il Trgovski Dom nel 26, dà alle fiamme le suppelletti, i documenti, le quinte del teatro e trasforma il Trgovski Dom in casa del fascio, sede di tutte le associazioni fasciste della città.
Subito dopo la guerra, in quel maggio del 45, il simbolo viene ribaltato di nuovo. Gli sloveni di Gorizia riprendono possesso del palazzo, tirano giù la scritta Casa del Fascio e ci mettono su la scritta Ljudski dom, Casa del Popolo. Ci si fa una guerra di simboli e quel palazzo in pieno centro città indica la presenza o meno di una comunità slovena forte in città. Qui dentro questo palazzo, prenderà sede l'UAIS, che è l'Unione Antifascista Italo-Slovena, che è un po' il comitato promotore delle manifestazioni a favore della Jugoslavia. Si viene a creare un organo direzionale, politico-culturale, che coordina le manifestazioni, dice quando incontrarsi, fornisce i volantini, i cartelli, i manifesti, fa in modo che le manifestazioni siano frequenti ed efficaci. Come vedete, a sventolare c'è anche la bandiera americana, inglese e italiana, però sventolare più alte di tutte sono le bandiere jugoslave con la stella rossa. E questa è una sede di molti tafferugli, ovviamente, come quartier generale di uno dei due fronti. Non sono per niente rari i momenti di tensione. Ci sono vari testimoni che ci raccontano come si organizzavano la notte per andare al Ljudski dom a tirare giù quelle bandiere, e poi interveniva spesso la civil police, la polizia civile. Polizia civile, avete visto anche nelle slide prima, un paio li chiamavano cerini, di fiammiferi, perché erano vestiti di nero con la capocchia bianca, col caschetto bianco, spregiativamente erano chiamati cerini, erano gente di qua, goriziani, che venivano arruolati dagli anglo-americani per mantenere l'ordine pubblico, per capirci. Erano quelli che si trovavano a sporcarsi le mani quando c'era tafferugli, a dover sedare i tafferugli, e arrivavano per lo più con l'autobotte per disperdere i manifestanti con gli idranti, quindi sparando acqua, getti d'acqua abbastanza forti. Anche questo è uno di quei ricordi diffusi in tutti i testimoni. L'altro quartier generale, il quartier generale opposto, si trova in Corso, quello che adesso è Corso Italia, all'epoca era Corso Roosevelt, prima era Corso Vittorio Emanuele, prima era Corso Francesco Giuseppe, e quindi basta sapere come si chiama il corso per sapere in che periodo siamo a Gorizia. In Corso Roosevelt all'epoca c'è la sede del CLN, il Comitato di Liberazione Nazionale. Particolarità per chi vive in quelle terre ad est. Siamo abituati nel resto d'Italia che il Comitato di Liberazione Nazionale ha al suo interno tutte le componenti antifasciste, compresa quella comunista, anzi, quella comunista è molto rilevante. A Gorizia dal CLN esce la componente comunista, non fa parte del CLN perché la componente comunista in buona parte, anche se non completamente, sarà a favore della Jugoslavia per quanto riguarda Gorizia e Trieste, e quindi è difficile tenere nel Comitato di Liberazione Nazionale tutte le anime antifasciste della città. Capite che è complicata la situazione. Fatto sta che la sede del CLN in quegli anni diventa un po' uno dei quartier generali delle manifestazioni a favore dell'Italia, insieme ad un altro ente che si chiama AGI, Associazione Giovanile Italiana, che nasce apposta in quei mesi per mobilitare i giovani a favore dell'Italia. Fanno un grande congresso al teatro di Gorizia per darsi degli obiettivi che sono quelli di favorire l'annessione di Gorizia all'Italia. Tafferugli, niente di particolarmente grave, ci sono alcuni episodi di cronaca, diversi feriti, poi vi racconterò fra un po' uno degli episodi più gravi e più interessanti. Questo avviene per le strade. Parallelamente a quello che avviene per le strade, alla mobilitazione fisica, ai manifesti, alle bandiere, agli slogan, c'è tutta una guerra parallela che avviene nella stampa. Nella stampa locale, in quei mesi, c'è proprio una guerra di parole, una guerra di propaganda fra gli organi di stampa filo-italiani e gli organi di stampa filo-jugoslavi. Ho avuto modo di leggermeli quasi tutti.
la stampa non aveva tante testate all'epoca, perché in quel periodo erano stati chiusi alcuni giornali storici e a essere pubblicati a Gorizia erano principalmente il giornale alleato, che era il giornale edito dal governo militare alleato e dava la versione teoricamente super partes di quello che succedeva. E la versione governativa, secondo la prefettura, i manifestanti erano tot. Poi abbiamo La Voce Libera. La Voce Libera è il principale quotidiano filo-italiano, per lo più cattolico, sicuramente anticomunista e sicuramente filo-italiano. A fianco alla Voce Libera c'era L'Informatore, che è un settimanale, altrettanto anticomunista e filo-italiano. Dall'altra parte abbiamo Il Lavoratore. Il Lavoratore è l'organo di filo jugoslavo in lingua italiana, quindi pubblicato in lingua italiana per gli italiani filo jugoslavi. E poi c'era Primorski Dnevnik, che è il giornale filo jugoslavo in lingua slovena. Questi sono i principali organi di stampa. Provo a condividere con voi alcune riflessioni che ho fatto a partire dagli articoli che ho letto per capire come i due fronti argomentavano a favore della propria posizione. Quindi quali sono gli argomenti, le parole, i concetti che vengono utilizzati per sostenere che Gorizia deve essere annessa alla Jugoslavia? Altrettanto, quali sono gli argomenti, le parole che vengono utilizzate per motivare l'annessione di Gorizia alla Jugoslavia? Sono le versioni ufficiali, intellettuali, e la propaganda deve convincere, deve incitare anche la partecipazione, deve avere un effetto. Tutti questi articoli sono stampati perché sono letti, sono molto letti e perché devono avere poi un effetto pratico. Ho provato a raggruppare gli articoli, secondo me, in quelle che sono delle macro argomentazioni. Primo, descrivere l'altro. Ecco, innanzitutto abbiamo tanti articoli, davvero tanti, quasi tutti i giorni, in cui si descrive chi è l'altro da noi. Spesso sarà considerato il nemico. E poi si descrive anche il sé, si descrive il sé, si descrive l'altro. Il sé viene descritto spesso come una comunità familiare, quindi noi filo-italiani, le slide blu sono quelle filo-italiane, quelle rosa sono filo-jugoslave, così è semplice. Fronte filo-italiano, una macro argomentazione è: siamo una comunità, siamo una grande famiglia, noi italiani, e si usano argomentazioni di questo tipo. La nostra città è sempre stata italiana, in ogni sua manifestazione religiosa, culturale, artistica, italiana nelle istituzioni civili, nell'educazione scolastica, nelle consuetudini civiche, non può, non vuole, non deve essere divisa dalla gran madre patria italiana. L'Italia, scusate. Ecco perché di fronte all'eccitato lavorio degli agenti di Tito, che nulla hanno da perdere in questa lotta contro l'italianità di Gorizia e per la quale è usata ogni arma disonesta, gli italiani della città si ergono compatti, sicuri della propria causa e certi che un solo verdetto sarà pronunciato a rigor di raziocinio e di giustizia: la riconferma dell'appartenenza del nostro centro alla Gran Madre. E non so se avete ospitato qui Alberto Banti, professore di storia contemporanea, di storia del Risorgimento a Pisa. È un consiglio che do, se volete, perché veramente racconta la questione dell'identità nazionale e il discorso nazional patriottico molto, molto bene. Il discorso nazional patriottico che si sviluppa nel Risorgimento, poi si sviluppa con la Prima Guerra Mondiale. E qui a Gorizia in quegli anni ritroviamo esattamente gli stessi espedienti retorici, quegli espedienti che puntano sul rappresentare la propria comunità nazionale come la patria, la madre patria, una grande famiglia, e tutta una serie di espedienti che portano a distorcere la realtà storica, perché è evidente a chiunque abiti a Gorizia che non è vero che Gorizia è sempre stata in ogni sua manifestazione culturale, artistica e religiosa italianissima, ma è evidente a chiunque. Si sa che è stata così nel ventennio fascista, ma che prima di quel ventennio fosse un territorio ibrido, misto, che per secoli è stato sotto l'impero austro-ungarico, è evidente a tutti. Ma per questo vi dico che questo tipo di articoli diffusissimi in quegli anni
hanno una funzione proattiva, cioè devono attivare, devono appassionare, non devono dire la verità, ma devono scaldare gli animi. E il discorso nazional-patriottico è un discorso che scalda gli animi, il sentirsi figli della stessa madre, è un espediente retorico estremamente efficace. Giusto per dirvi che non è l'unico articolo. Venerare gli ideali di patria e giustizia in mezzo alle rovine della più tragica delle guerre. Le donne di Gorizia sono fiduciose che questa terra bagnata di tanto sangue italiano sarà restituita alla madrepatria. Anche qui il concetto di restituire Gorizia alla madrepatria era un espediente retorico già utilizzato nella Prima Guerra Mondiale. Nella Prima Guerra Mondiale, fin dal primissimo articolo comparso sul Corriere della Sera, quando l'Italia è entrata in guerra nel 15, compariva la scritta restituire Gorizia all'Italia. Per chiunque viveva a Gorizia non aveva senso, perché restituiamo cosa se Gorizia non è mai stata sotto lo Stato italiano? Non c'è niente da restituire. C'era una comunità nazionalmente e culturalmente italiana rilevante, ma non c'era niente da restituire, c'era qualcosa al massimo da conquistare, ma niente da restituire. E anche in questo caso è chiaro che se si parla di restituzione sembra un qualcosa di dovuto, è sempre un discorso che deve essere efficace. Le maiuscole non sono mie, le maiuscole sono dell'articolo e quindi la madre patria viene sottolineata. I grassetti sono miei invece. E poi si usano toni sarcastici. È mai possibile che si vogliano perseguitare con tanto accanimento gli inermi e pacifici fautori della federativa, cioè dello Stato jugoslavo, la settima federativa jugoslava, soltanto perché vogliono scacciare da casa nostra la madre che ci ha partoriti e allattati, l'Italia? E sono i toni che si usano, sono i toni di mobilitazione, di propaganda. Realtà della patria. Bisogna immaginare i padri, le madri, sorelle, i fratelli, tutte le famiglie che sono rimaste di qua nell'attesa, nella trepidazione, nell'angoscia, nella consapevole fierezza che li rende degni. Mai come in quei tempi la nobiltà dei sentimenti umani si è così sublimalmente armonizzata con la fede nella patria. E questa è una parte di argomentazione. Famiglia, patria. Poi ci si descrive come una comunità di sofferenza, una comunità che ha patito insieme, innanzitutto durante i 40 giorni. 40 giorni o di occupazione jugoslava o di governo jugoslavo a seconda dei punti di vista. Comunque i 40 giorni in cui Gorizia è stata annessa alla Jugoslavia sono i 40 giorni dove avvengono le violenze delle foibe, le deportazioni, le uccisioni. Effettivamente la comunità non a favore della Jugoslavia ha sofferto in quei 40 giorni, senza dubbio, ma è interessante vedere come vengono raccontati. Il titolo dell'articolo è Patria e libertà. No, lo straniero, anche con le migliori intenzioni, non può che portare se stesso. La libertà noi e soltanto noi possiamo darcela, soltanto in quell'espressione spirituale di noi stessi che è la patria, noi possiamo trovarla. Tutta la somma di dolori e di sofferenze che abbiamo patito ci porta ad affermare questo. Per questo noi amiamo, abbiamo e chiediamo il diritto di amare l'Italia. E possiamo dire di più, e non è la cosa meno importante, che soltanto attraverso l'Italia, attraverso la nostra patria, noi possiamo riuscire a comprendere le altre patrie, perché chi non è libero, chi è senza patria, non può amare e comprendere la patria degli altri. È una comunità che ha sofferto e patito, si rappresentano gli italiani così. Gli sloveni avranno vita abbastanza facile nel dire è vero, avete sofferto e patito, perché gli sloveni non negano quelle violenze avvenute nei 40 giorni, per lo più non le negano, ma dicono anche noi abbiamo sofferto e patito per 20 anni. La guerra che voi avete sofferto e patito l'ha voluta il fascismo, non l'ha voluta la Jugoslavia. E questo è il campo di battaglia. Il campo di battaglia è capire chi ha sofferto di più, chi ha sofferto per colpa di chi può garantire adesso la libertà, chi può garantire adesso la felicità.
Così vengono descritti i 40 giorni da parte dei filo-italiani. Primavera di sangue è il titolo dell'articolo. Una storia che ormai tutto il mondo conosce, quella degli ultimi 12 mesi nella nostra regione. Storia oscura che parla di sangue, di deportazioni, di vittime innocenti, di dolore prima, di speranza, di illusioni, di ardente attesa poi. Invero poche parti del globo si sono trovate a passare periodi così tremendi. Siamo nel contesto della fine della Seconda Guerra Mondiale. Ma se tutto il mondo conosce e riconosce gli errori perpetrati in questa tremenda tormentata terra nel mese di occupazione del cosiddetto esercito regolare di Tito, nessuno che non l'abbia vissuto con noi e che come noi non ne abbia deviso fatta una sì tremenda esperienza può comprendere il grande insegnamento che ci ha impartito. Ma non è nostra intenzione oggi ricapitolare, seppur brevemente, quel tristo periodo noto come Quaresima di Passione Giuliana. E qui si inserisce un altro troppo, un altro espediente retorico che rientra anche in quelli che Banti propone nel discorso nazionale patriottico, che è quello religioso, cioè richiamarsi a tutto il discorso e alle parole, al vocabolario tipico del discorso religioso. Quaresima, passione, sono tutti ovviamente termini che richiamano alla vicenda di Cristo, alla passione di Cristo e quindi a rappresentarsi come martiri, a rappresentarsi come persone che hanno subito violenze da innocenti. Quando il 12 giugno dello scorso anno gli sbirri di Tito, e qui c'è sempre una continua tentativo di sminuire l'altro, il cosiddetto esercito jugoslavo, dicevano l'esercito regolare, come lo definiva qui? Vabbè, mi sono perso. Il cosiddetto. Se un'inarrabile gioia ed un indescrivibile entusiasmo trascinò i giuliani nelle vie e nelle piazze della nostra città, pur tuttavia rimase in noi il terrore che i liberatori, fra virgolette, jugoslavi, ci avevano infuso con la loro occupazione violenta ed indiscriminata, ed un atroce dubbio prese a dilaniarci. Ritorneranno? Andandosene avevano detto e scritto ovunque: questa terra noi l'abbiamo conquistata, in questa terra noi ritorneremo. Premesse necessarie: sangue, terrore, armi. Durante i 40 giorni bisognava quindi cercare di frenare lo spirito italianissimo della popolazione giuliana, soffocandolo nel terrore, affogandolo se necessario nel sangue. Terrore e sangue, sangue di molti innocenti, sangue italiano. Dice cose false? No, non dice cose false. Le violenze ci sono state sicuramente. Sicuramente chi manifestava in quel periodo esplicitamente la propria adesione all'Italia rischiava. Non era matematico, non era certo che venisse deportato, ma rischiava. Sono stati deportati soprattutto classe dirigente, soprattutto chi aveva qualche forma di potere. Poteva essere il potere delle armi, quindi persone armate, qualsiasi tipo di formazione armata, anti-jugoslava ovviamente. Potevano essere classe intellettuale, professori, docenti, giornalisti, o classe burocratica, chi aveva le leve del potere in città. Certo, queste persone, se si dimostravano a favore dell'Italia in quel periodo, rischiavano di essere deportate. Raramente sono stati deportate, chiamiamole persone comuni, diciamo persone che non avevano un ruolo di spicco in città. È capitato per quelle delazioni di cui vi dicevo prima, quando il vicino di casa denunciava un proprio conoscente per ripicca personale. Quindi chiaro, si sta raccontando una verità in quei 40 giorni. Chi era a favore dell'Italia, chi era convintamente a favore dell'Italia, ha sicuramente rischiato e sofferto. Interessanti credo che siano i toni e le parole che vengono reiterate. Poi adesso vediamo anche l'altro fronte, che cosa dice e che parole utilizza. È una comunità, quella italiana, che si è sacrificata con la vittoria, e qui c'è una costruzione, quella che Benedict Anderson ha chiamato comunità immaginata, cioè si va a costruire, a ricostruire il passato e a evidenziare alcuni eventi del passato che ci sono utili per affermare la nostra identità oggi. Con la vittoria italiana
conseguita col sacrificio di 600.000 morti e 1 milione di feriti e mutilati, Gorizia e tutta la Venezia Giulia videro esaudito il loro voto di unirsi alla madrepatria. E qui stiamo parlando della Prima Guerra Mondiale, evidentemente. Quindi in quelle settimane, in quei mesi, è il 24 maggio 46, l'articolo, quindi ovviamente in occasione dell'anniversario. Oggi che questo sacrificio si vorrebbe soffocare, Gorizia Italiana è sicura che le nazioni alleate sanzioneranno con le loro decisioni quello che fu ed è il suo destino ed è il suo sacro diritto, ancora vocabolario religioso. Dimenticando un particolare, è vero che sono stati tanti gli italiani che sono morti nelle 12 battaglie dell'Isonzo, che si sono sacrificati per l'annessione di Gorizia e Trieste all'Italia. È altrettanto vero che i goriziani e i triestini all'epoca, nella maggior parte, hanno combattuto con l'impero. Erano nell'esercito dove dovevano essere, che era il loro esercito, che era quello dell'impero austro-ungarico. E quindi una buona parte dei goriziani e dei triestini non sono fra quei 600.000 morti, perché tra l'altro l'impero li ha mandati a combattere in Galizia, non li ha tenuti a combattere a Gorizia e a Trieste contro gli italiani, ha portato qui a combattere gli ungheresi. E quindi ci sono stati 600.000 morti, 1 milione di feriti e mutilati, sì, non tutti su questo fronte, tra l'altro, per fortuna. Ci sono state diverse centinaia di migliaia di morti su questo fronte, per lo più che non capivano assolutamente perché stavano combattendo e morendo per Gorizia, perché venivano da Napoli, da Roma, dalla Toscana a combattere sull'Isonzo, domandandosi se ne valesse davvero la pena. Certo, la propaganda dell'epoca la proponeva come un sacro dovere, quello di riconquistare. Usavano quel riconquistare Gorizia. Era un conquistare Gorizia. Fatto sta che descriversi come una comunità che ha versato il sangue di 600.000 morti per quella città dovrebbe essere un modo per affermare che nessuno adesso gliela può portare via. Gli sloveni dicono: noi sloveni di Gorizia abbiamo combattuto con l'impero e ci siamo sacrificati per l'impero sempre in quegli anni lì. Sacrificio e martirio. Fa voti affinché il sacrificio di sangue italiano definitivamente consacri alla patria questa zona ed il martirio recente e lontano dei nostri patrioti non venga dimenticato. È un debito che abbiamo, dicono gli italiani, con chi si è sacrificato in quel periodo. Professor Satta è il rettore dell'Università di Trieste dell'epoca. In un suo discorso, credo per l'inaugurazione dell'anno accademico, si dice: voi amate l'Italia perché volete fare del nazionalismo ed esprimete con ciò il nazionalismo degli italiani. Questa era la tesi jugoslava. Accusare l'Italia di nazionalismo, questa povera Italia piagata, sanguinante, con le sue strade distrutte, con i suoi ponti crollati, con le sue città in rovina, le sue popolazioni disperse, è cosa che farebbe ridere se i nostri occhi non si velassero di pianto. Volere tra queste orrende visioni di morte affermare il diritto alla vita e questo diritto fondarlo sulla secolare tradizione di civiltà, sulla partecipazione alle lotte antiche e recenti per la libertà, senza cioè mendicare un perdono per colpe che furono nostre, ma furono anche di tutto il mondo travolto nell'errore. E qui viene fuori il grande problema. Veniamo da anni di piaghe, di distruzioni, di sofferenze. Ma chi le ha causate quelle sofferenze? Chiedono gli altri. Il fascismo, per lo più. E Satta dice: non andiamo a mendicare il perdono per colpe che furono nostre. È un inciso quello, abbastanza significativo, ma che condividiamo con tutto il resto del mondo che si è sottomesso ai fascismi. Colpo al cerchio, un colpo alla botte. Non dico che non abbiamo proprio responsabilità, ma in qualche modo distaccarsi da quella che è un'eredità piuttosto pesante e che ovviamente chi è filo jugoslavio sostiene. Dice: gli italiani per 20 anni hanno sostenuto il regime fascista nel suo insieme. Gli italiani, ovviamente, poi tanti italiani antifascisti hanno combattuto dal 43 in poi, però cancellare quella
Eredità è difficile. Ultima argomentazione, che è quella che forse colpisce di più, è che l'Italia continua a rappresentarsi come una comunità superiore. Qui, Voce Libera, 27 ottobre 45. Qui italiani o si è o non si è. L'italianità è un elemento congenito delle famiglie e degli individui. Chi scrive è tutt'altro che razzista, ma vorrebbe dire qualcosa di biologico. Quando l'ho letto, io studio anche la Shoah, ho avuto modo di... E il razzismo biologico affermato dai nazisti è qualcosa, insomma, di rilevante, no? Nell'affermare che la nostra identità si basa sulla biologia, il nostro essere italiani, essere tedeschi è una questione di biologia, il nostro essere ebrei è una questione di biologia, il nostro essere slavi è una questione di biologia, ma non siamo razzisti. Il sano popolo giuliano è positivo e come tale non può allontanarsi dalle tradizioni secolari che lo hanno guidato. Italia, Venezia, Giulia sono sintesi di lotta, baluardo proteso verso altri mondi, altre civiltà, crogiolo di popoli nella sintesi superiore della civiltà occidentale, della civiltà italiana. Cioè, il fascismo negli anni '20 non era antisemita, ma era razzista verso gli slavi, verso gli sloveni, verso i croati. Questo è chiarissimo. E questo tipo di retorica replica, richiama i discorsi fatti da Mussolini nei primi anni '20. Ma gli slavi ci presentano il conto di 8.000 morti. La rivalsa sarebbe il distacco di 500.000 italiani dalla grande madrepatria, ricca di millenaria civiltà, con una delle sue maggiori città. Cioè, siamo ancora al Gorizia e Trieste, che essendo state romane, a parte che Gorizia no, ma Trieste forse sì, è quello, è richiamarsi a quella millenaria civiltà. Silvio Benco è un antifascista, niente a che fare col fascismo, ok? È un intellettuale antifascista. La tetraggine di tale considerazione mi accompagna mentre vagavo per la campagna del Friuli orientale, belle campagne, bella gente, perché i friulani della Bassa e quelli anche dei colli sono tra le più belle popolazioni d'Europa. Uomini superbamente costruiti, alti, quasi tutti vigorosi, lo sterno alto e scultoreo sotto la testa dal vibrato maschio prolifico disegnato con la classica purezza di lineamento. In moltitudine le belle donne svelte, agili e ben fatte, con la robustezza insieme della donna dei campi e la slanciata grazia che non è affatto privilegio delle cittadine. E la gioia di guardare tal magnifica razza dell'Alta Italia. Ed è un antifascista intellettuale, antifascista convinto, ma anche terrorizzato che Gorizia venga annessa alla Jugoslavia. Ultima, forse. Riteniamo che Trieste debba rimanere all'Italia perché questa è la volontà della maggioranza della popolazione, perché la città italiana è ivi superiore e più antica. E ci mettiamo un punto sopra ed è la principale argomentazione. Ok, questo sto tenendo sott'occhio l'orologio perché poi magari vorrei lasciare le domande. Poi ci sono tutta una serie di articoli che si richiamano al Risorgimento, alla Prima Guerra Mondiale come prosecuzione del Risorgimento, alla Seconda Guerra Mondiale come prosecuzione della prosecuzione del Risorgimento e di tutto un processo che ha un fine, che è quello del avere finalmente all'interno dei confini dell'Italia tutti i territori che storicamente, idealmente, devono essere parte dell'Italia. È tutta un'unica tradizione, Risorgimento, Prima Guerra, Seconda Guerra, lotte nazionali del 45-47, tutta un'unica idealità. Abbiamo Mazzini fra i nostri padri che ci guidano, l'apostolo Mazzini, ancora quel vocabolario religioso. Sì, questo è un articolo che tiene dentro un po' tutto. Alla citazione del panslavismo titino. Il titino è sempre, a parte che non è mai lo sloveno, lo jugoslavo, è sempre il titino. Il titino è lo spregiativo del partigiano jugoslavo. È sempre citato, è sempre settato di sangue, il titino è sempre su di giri, è sempre rappresentato così. Mentre il goriziano, inteso italiano, è calmo,
fa riscontro la calma dei goriziani, i quali non hanno bisogno di dimostrare che la città è italiana, no, pubblicano articoli tutti i giorni a randello, tutti sanno, tutto il mondo ormai conosce la storia della nostra zona e da Gorizia, Trieste, in Istria non c'è stato che un solo irredentismo nel passato, quello italiano. E qui mentono sapendo di mentire, perché l'irredentismo sloveno è una realtà che è sorta più o meno congiuntamente all'irredentismo italiano nel periodo finale dell'impero austro-ungarico, quando l'impero si stava un po' dissolvendo prima della prima guerra mondiale, era in difficoltà, nascono gli irredentismi per ogni nazionalità che componeva l'impero, così come nasce l'irredentismo italiano, che è una realtà rilevante a Gorizia e Trieste, altrettanto nasce l'irredentismo sloveno. Perché altri non potevano esservi per la semplice ragione etnografica tanto conclamata. Non c'è nessuna ragione etnografica conclamata se non il dire che erano comunità mista, e quindi l'esatto contrario. Gorizia ha un Settecento ricco d'arte e di culture italiane, un Ottocento e un Novecento pieno di lotte nazionali, di cospirazioni anti-austriache, di persecuzioni, di martiri, di eroismi per l'idea nazionale. Gorizia è tranquilla perché dalla sua parte stanno le statistiche ed il passato che non si possono cancellare, la ragione e la logica, l'amor di patria che si legge nel volto della città italianissima. Qui è una sintesi di tutto. Vediamo l'altra parte. Una comunità fraterna. E anche qui l'elemento familiare c'è, però è molto diverso come viene inteso la fraternità sul fronte jugoslavo. Calda fraternità. Se le manifestazioni per la fine della guerra hanno suggellato con la loro atmosfera di gioioso fervore la calda fraternità di fede progressista, la fusione degli italiani e degli sloveni, dei lavoratori del braccio e del pensiero in una sola unità di vita, di aspirazioni, di volontà, è ora tempo di fissarci le nuove mete per la nuova tappa del cammino dei nostri popoli, che è di nuovo ascensionale. Bla bla bla, ma di lavoro pur esso nuovo nello spirito e nello stile, compiuto non sotto la sferza dello squadrista, ma per lo sprone dell'amore della vita, alla famiglia, alla nuova società. Si inizia a rappresentare, per il fronte jugoslavo è importante, siamo tutti una famiglia, siamo fratelli fra italiani e sloveni. E questa è la fraternità italo-slovena, che è il principale argomento. Non si nega che il territorio sia multinazionale, non si afferma che il territorio è slovenissimo o slavissimo, non si nega, sarebbe stato assurdo negare la componente nazionale italiana e la sua rilevanza, ma si cerca di affermare come nella prospettiva della creazione di uno Stato libero, democratico e socialista, queste due componenti, italiana e slava, debbano essere fratelli in questo. È un'argomentazione un pochino più sfumata e articolata forse rispetto a quella filo-italiana. Nei giorni scorsi, dileguato il torbido incubo della guerra, che nei suoi ultimi sussulti aveva sconvolto anche la nostra città e che aveva lasciato un suo strascico di stupore e disorientamento, l'atmosfera si è andata rapidamente rischiarando. E qui c'è una dichiarazione interessante. Il fronte filo-jugoslavo dice: subito dopo la guerra ci sono state delle violenze, i 40 giorni, che hanno portato stupore e disorientamento. Anche la componente filo-jugoslava, in quei giorni delle foibe, è rimasta atterrita in buona parte dalle violenze portate dai partigiani jugoslavi. Buona parte degli sloveni di Gorizia non era assolutamente a favore di quelle violenze e ha deplorato quelle violenze. Ci è rimasta male, ha detto: ma i nostri liberatori come prima cosa fanno? Perseguitano gli avversari. Sono questi i nostri liberatori. Quindi veramente ha portato disorientamento. Testimoni goriziani ce lo dicono chiaramente. Finiti quei 42 giorni la si rappresenta un po' come una parentesi anche in questo caso, e si cerca di andare oltre. A ciò ha contribuito la sensazione della serena fermezza del comando militare di città, della sua cura per gli interessi e i bisogni della cittadinanza, nel suo agire non staccato ma in piena armonia e fattiva collaborazione. Andiamo avanti. Questa amicizia, questa fratellanza
che invano le forze reazionarie hanno cercato di spezzare rimarranno eterne e garanti di libero sviluppo di ambedue i popoli sulla via della ricostruzione di un avvenire migliore. Queste sono le parole chiave: avvenire, libertà, sviluppo e popoli. Popoli al plurale, perché l'immagine che dà la Jugoslavia di Tito, che vuole dare Tito in quel periodo, è il fatto che la Jugoslavia sarà libera, democratica, socialista e multinazionale. Cioè già si sa che sarà uno Stato federale, in cui ci saranno sloveni, croati, serbi, bosniaci, montenegrini e ci saranno anche gli italiani, dicono. Qual è il problema? Già prevediamo di convivere fra popoli diversi. L'Italia sarà la settima federativa, cioè il territorio della Venezia Giulia sarà la settima repubblica federativa all'interno della Jugoslavia. Così come rispetteremo serbi, bosniaci, croati, sloveni, rispetteremo anche la componente italiana all'interno del nuovo Stato democratico jugoslavo, che si deve basare su amicizia e fratellanza. Tant'è che si sottolinea che ha come premessa indispensabile la fratellanza italo-slava. Non è impossibile immaginare nelle nostre zone un rinforzarsi della democrazia se non su questa base di fratellanza. Fra l'altro è un richiamarsi al lessico della Rivoluzione francese, dove il termine fratellanza, come sapete, è stato associato a quella di libertà e di uguaglianza e ovviamente tutto si lega. Le frontiere potranno oscillare, dato permanente della nostra regione è la convivenza di più popoli che o trovano la via dell'accordo o c'è la guerra. In questo, tutto sommato, la narrazione filo-jugoslava, mi viene da dire, è leggermente più aderente a quella che era la realtà del territorio, quantomeno all'inizio del Novecento, di una convivenza fra popoli diversi, che l'impero era riuscito a garantire, pur fra mille tensioni e momenti di crisi, e si propone Tito come colui che potrebbe e dovrebbe riuscire a garantire questo. Poi anche i filo-jugoslavi si rappresentano come una comunità di vittime. Tutto il mondo sa, è sempre tutto il mondo che deve sapere, ma è un espediente retorico banale, in quali condizioni ci aveva posto la dominazione imperialista italiana. Tutti conoscono le nostre miserie, le sofferenze, le persecuzioni che abbiamo subito in 25 anni di dominio italiano. E quanti fra i figli del popolo hanno sofferto nell'intimità della famiglia perché il babbo era stato loro strappato dai sicari del nazifascismo? Vabbè, abbastanza facile come narrazione per il fronte filo-jugoslavo. Tanti sono morti vittime dell'infame rabbia giustiziera combattendo nelle file dello stesso esercito, perché è vero che per un periodo non breve partigiani italiani e partigiani sloveni hanno combattuto insieme prima di dividersi negli ultimi mesi di guerra e hanno combattuto fra l'altro sotto uno slogan che era Smrt fascismo svobodo narodu, morte al fascismo, libertà ai popoli, ed era uno slogan che teneva insieme partigiani italiani, sloveni, comunisti, non comunisti, perché non si parlava di forme politiche post-guerra, si parlava di un nemico, i fascisti, e di un obiettivo che era la libertà dei popoli. Quindi poteva andare bene a tutti. E la parola fratellanza era una parola già usata all'epoca. Qui vediamo un po' di numeri, perché anche il fronte filo-jugoslavo fa i suoi numeri: 46.000 morti, 21.000 combattenti, 7.000 invalidi, questo della seconda guerra mondiale, non della prima. Contributo di vittorie e di sangue, 40.000 morti per la lotta di liberazione, internati e deportati il doppio. È una comunità di lotta in cui in molti articoli si inizia ad affermare questo parallelismo tra italiani e fascisti, che ovviamente noi sappiamo non essere corretto, perché non tutti gli italiani erano fascisti. Certo che, visto dall'ottica di una comunità che era stata perseguitata, non è strano che venga utilizzata questa argomentazione. Tutti sanno che abbiamo impugnato le armi, siamo saliti sui monti a fianco degli invincibili combattenti del maresciallo Tito, abbiamo duramente lottato per vincere il mostro fascista, per istituirci al nostro naturale retroterra, per non ritornare sotto il dominio italiano, fascismo. Cosa fa il fronte filo-jugoslavo? Adesso vado a chiudere. Il fronte jugoslavo inizia ad affermare in questi articoli che tutti coloro che non sono a favore della Jugoslavia sono reazionari, sono fascisti. Si inizia ad usare questo espediente
in cui quindi anche tantissimi antifascisti, ma anche anticomunisti, sono tutti fascisti, tutti reazionari, tutti coloro che non riescono a capire come l'unica prospettiva positiva possa essere Tito sono fascisti. Smrt fascismo, sloboda narodu in croato, svoboda narodu in sloveno. Chiudo con un episodio specifico che tiene insieme un po' tutto. 26 marzo, no scusate, avrei due, ma questo devo andare via veloce perché non ho tempo. 26 marzo 46 è il giorno in cui la commissione interalleata arriva a Gorizia. È una commissione composta da 2 americani, 2 francesi, 2 inglesi e 2 russi. È stata mandata dalle trattative di pace per controllare, per fare dei sopralluoghi nei territori contesi. Nei giorni in cui passa la commissione, in ogni città ovviamente ci sono le manifestazioni più nutrite, perché è in quei giorni che si decide il destino della città. 26 marzo gli italiani organizzano la più grande manifestazione mai organizzata a Gorizia. Anche testimoni sloveni dicono sono stati 30.000 in piazza. Vuol dire che sono venuti da fuori, perché non c'erano 30.000 goriziani all'epoca. Certo è che l'impatto anche visivo è forte, dimostra che una componente italiana forte a Gorizia c'è. E l'altra data con cui voglio chiudere è il 9 agosto 46. 9 agosto è un anniversario perché il 9 agosto è il giorno della conquista di Gorizia nel 16, quindi dopo le prime 6 battaglie dell'Isonzo, durante la prima guerra mondiale, Gorizia viene presa finalmente e diventa italiana. Poi sappiamo che pochi mesi dopo, con la disfatta di Caporetto, o il miracolo di Caporetto, per gli sloveni è miracolo, per gli austriaci è miracolo, non è una disfatta, tornerà a essere austriaca. Fatto sta che il 9 agosto, abbiamo ancora una via 9 agosto a Gorizia, noi è il giorno, per chi crede nella Gorizia italiana, è un giorno importante. Cosa faceva il governo militare alleato all'epoca? Vietava tutte le manifestazioni legate a vicende storiche, cioè cercava di tenere il più possibile sotto controllo le manifestazioni di nazionalismo estremo. Stranamente, leggendo i giornali non si capisce bene il perché, ma viene autorizzata quella manifestazione del 9 agosto 46, probabilmente perché ormai la commissione è passata, il destino della città più o meno è stato deciso, si è deciso che Gorizia passerà all'Italia, ancora non hanno ufficializzato niente, ma si sta andando in quella direzione. Fatto sta che autorizzano una manifestazione in occasione del 9 agosto. Gli sloveni, i filo-jugoslavi, scusate, non sono per niente contenti, anzi criticano molto gli anglo-americani per questo. Così viene annunciata, l'informatore è il settimanale italiano, 600.000 morti nella prima guerra mondiale, il vostro sacrificio per la liberazione di questa terra italiana è consacrato alla storia. Gorizia vi ricorda oggi nell'anniversario della sua liberazione. Nell'occasione il CLN ha fatto affiggere agli albi cittadini il seguente proclama. Quindi questo era un manifestino diffuso all'epoca. 9 agosto del 16 l'esercito italiano, che a fianco degli alleati era sceso in campo nella lotta per la democrazia e la libertà dei popoli, vi ricordo che l'Italia ha aggredito l'Austria-Ungheria, entra trionfalmente in Gorizia, coronando il secolare sogno di questa italianissima città. L'italianità di Gorizia era ormai suggellata per sempre dal sacrificio della nazione, dal sangue dei nostri caduti, dalla volontà del nostro popolo. Goriziani, nella presente ora di tragica attesa per la sorte della patria, il ricordo del 9 agosto 16 c'è sicuro pegno per la causa di Gorizia italiana. Ok, tutto in linea con le narrazioni precedenti. Scattano tafferugli e in particolare avviene un episodio molto grave che ci viene raccontato dai testimoni. La manifestazione più ingente è al Parco della Rimembranza, sotto quel monumento distrutto con la colonna rimasta in piedi. I filo-jugoslavi lanciano delle bombe. Sono delle bombe a impatto ridotto, ce lo dicono anche i testimoni, dicono sono bombe italiane che funzionavano male e per fortuna non hanno fatto danni gravissimi. Certo che il gesto è molto forte, ci sono dei feriti. Io ne intervisto anche uno che è il signor Sergio,
che mi dice: io ero proprio lì, a un certo momento c'erano gli slavi e i comunisti che ci hanno tirato diverse bombe a mano, io l'ho presa sulla gamba, era pieno di queste persone che festeggiavano sotto a quel monumento, gli italiani, era tutto pieno, io ho trovato posto lì. Poi c'erano di là, sempre percorrendo questa strada, c'era un gruppo di manifestanti comunisti, sia italiani che sloveni, e poi c'era la polizia civile che ci divideva. E a un certo punto mi sono trovato per terra, ho anche la fotografia pubblicata su Life, perché è uno di quegli eventi che hanno fatto notizia. Silvino Poletto è un italiano filo comunista, filo jugoslavo, se lo ricorda. Ci fu un gruppo partigiano di Gorizia che riteneva che nella fase più acuta della lotta per la definizione dei confini andasse accentuato lo scontro, si passa alla lotta armata, alla lotta violenta, per riaffermare l'egemonia. E in questo contesto nacque quell'episodio tragico. Coloro che inizialmente subirono, cioè gli italiani, condussero poi una battaglia che fu particolarmente aspra contro gli sloveni. Per parecchio tempo i cittadini di nazionalità sloveno avevano il timore di passare per Gorizia. Le condizioni dei rapporti tra italiani e sloveni erano peggiorate. Cosa succede? Che gli sloveni lanciano le bombe agli italiani, poi nel corso della sera gli italiani vanno a vendicarsi e fanno la caccia allo sloveno, viene descritta così, che dura diversi giorni di violenze che vengono riportate dai giornali. Eravamo sull'orlo di una guerra civile. Effettivamente non si è andati lontani in quelle settimane. Vi leggo le due versioni date dai giornali, filo italiani, filo jugoslavi, di quello che succede in quei giorni. Versione italiana. Gorizia ha festeggiato ieri il 30° anniversario della liberazione tra un tripudio di tricolori, ricordando commossa gli artefici della sua liberazione. Ma l'atmosfera di austerità che ha circondato la manifestazione è stata improvvisamente turbata dal lancio di 2 bombe contro la folla che stazionava all'angolo di via Matteotti da parte di elementi rossoslavi, sempre questa associazione slavo-comunista. Dopo l'incidente la folla si è stretta maggiormente attorno ai sacri vessilli della patria per coronare il suo atto di fede, fede sacro. Quindi, come protesta al grave vile oltraggio lanciato dai nemici della civiltà ai simboli più puri dell'idealità di un popolo, si è incolonnata spontaneamente ed ha percorso le vie della città al grido Italia, Italia. In piazza Sant'Antonio un gruppo di cittadini si è scontrato con i titini, questa è la versione filo italiana. A seguito di questa spontanea reazione provocata dall'inciviltà della gente che per mentalità, cultura e sistema di vita appartiene a un mondo diverso dal nostro, gli sloveni sono un altro mondo, non sono civiltà, gli importati che hanno dovuto battere la ritirata lasciando in città gli autentici goriziani, i quali non desiderano che vivere in pace, in operosa fraternità con la propria gente. Altra argomentazione che c'è qui all'interno, gli sloveni non sono di qua, quelli che manifestano vengono da fuori, li portano qui da fuori, i veri goriziani, dicono, sono italiani. Quindi si sminuisce sempre il ruolo. Questa è la versione di un opuscolo propagandistico, un attimo, che viene pubblicato però anni dopo, 52. La versione è questa: quella folla compatta si getta contro gli attentatori, la misura della violenza slava è colma. Il 9 agosto 46 segna effettivamente la sua fine, cacciata dalla santa reazione di tutti i goriziani, inseguita nelle sue tane, snidata con i sassi e con il fuoco, battuta definitivamente dal furore meridiano di un popolo stanco di violenze soprusi. 6 anni dopo anche gli italiani riconoscono che le violenze ci sono state e che sono state sacrosante ed è stata un po' la Sacra Inquisizione che sbatte fuori gli eretici della città. Versione filo-jugoslava, adesso mi fanno cenno che abbiamo esaurito il tempo, comunque viene descritta quella manifestazione, ve lo sintetizzo, dicendo ma erano 4 gatti a manifestare lì, tutto sommato. È vero, c'è stato qualche tafferuglio da parte nostra, si sono alzati i toni, poi però sono stati i fascisti reazionari a scagliarsi contro gli sloveni e a portare nel pomeriggio le bande fasciste, ancora più invelenite per l'insuccesso della mattinata, continuarono a percorrere cantando come tanti ossessi il corso. Su e giù, come nella mattina, con i fazzoletti tricolori attorno al collo, il manganello, continuarono la caccia agli antifascisti. Ancora questo associare gli italiani ai fascisti, a quei metodi, ai manganelli e tutto il resto.
capite che sono stati anni piuttosto frizzanti che portano nel 16 settembre 46 a dividere la città, perché il confine lascerà il centro urbano all'Italia, buona parte invece dei sobborghi e della provincia alla Jugoslavia, e quindi anche gli angloamericani riconoscono che la città è divisa, e andava divisa, e così effettivamente avviene. Scusate, sono andato un po' lungo, ma c'è tempo forse per qualche domanda. Domande, curiosità? È molto difficile rispondere, circa 20.000, 22.000. È molto difficile rispondere a quanti erano italiani e sloveni perché non c'è un censimento preciso. Si sarebbe dovuto rispondere quanti erano filo italiani e quanti erano filo jugoslavi, più che quanti erano italiani e quanti erano sloveni, perché davvero ci sono tanti italiani comunisti che vorrebbero la Jugoslavia, ci sono non pochi sloveni anticomunisti che vorrebbero l'Italia. Non le so dare dei numeri precisi. Il centro urbano, direi, l'area del centro era il 70% filo italiano e il 30% filo jugoslava. Però i dintorni vuol dire diversi quartieri della città più tutto il contado, era l'80% filo jugoslavo e il 20% filo italiano. Quindi c'era una grandissima divisione fra centro e dintorni e periferia.